vi prendo per la gola. Quando vi ho chiesto quali ricette tipiche siciliane avreste voluto che preparassi per Morsi di Sicilia, questa me l'avete richiesta in tantissimi. E quindi, signori miei, mettiamoci all'opera, prepariamo gli iris al cioccolato. Questa goduria tutta catanese è cugina della famosissima, altrettanto famosa, iris palermitana alla ricotta. Per l'impasto dei nostri iris vi servirà della farina manitoba, del latte, dello zucchero, del lievito di birra, del sale, del burro e della scorza d'arancia, che è facoltativa. Io la utilizzo per aromatizzare l'impasto della brioche. Per il ripieno, invece, che sarà una golosa crema al cioccolato, vi servirà del latte intero, del cacao amaro, delle uova, dello zucchero, dell'amido di mais e del cioccolato fondente. Per finire la preparazione delle nostre iris vi servirà dell'olio per friggere, un po' di farina e dell'acqua per creare una pastella e del pangrattato. Facciamo spazio e occupiamoci per prima cosa dell'impasto. All'interno del boccale della planetaria sbriciolo il lievito di birra. Io preferisco utilizzarne poco, quindi diminuire la quantità di lievito ed allungare i tempi di lievitazione. Latte a temperatura ambiente, zucchero e la farina che io ho precedentemente setacciato. Abbiamo il gancio, prima a velocità bassa per far amalgamare tutti gli ingredienti e poi diamo un po' di movimento in più. Diversamente dalle iris palermitane, che invece vanno cotte direttamente in frittura, l'iris catanese maschietto, come avete già intuito, andrà prima cotto in forno, diventerà una brioche al latte molto neutra e poi verrà scavata, farcita e fritta. Quando l'impasto si sarà amalgamato andiamo ad aggiungere il sale, il burro a tocchetti e la scorza d'arancia grattugiata, che è facoltativa, o meglio, all'interno della ricetta originale non credo ci sia, perché il sapore dell'iris è molto neutra, ma a me piace moltissimo il profumo che conferisce, quindi vi suggerisco di utilizzarla come faccio io. Importante, anzi fondamentale, che le arance non siano trattate. Ottenuto un impasto omogeneo, lo tiro fuori dalla planetaria, lo trasferisco in una ciotola che posso coprire e lo lascio riposare in un luogo caldo fino al raddoppio. Compatto l'impasto. Nel frattempo che l'impasto lievita, occupiamoci di preparare la crema al cioccolato. Ce ne sono tante versioni, potete fare la vostra preferita, io oggi vi suggerisco la mia. In un tegame metto sul fuoco 1 litro di latte intero e il bollore lo deve sfiorare, non deve arrivare a creare la patina sulla superficie. Nel frattempo che il latte va, preparo le uova. Le separo, tuorli da albumi, ci servirà per questa ricetta solo il tuorlo delle uova. Quando vi rimangono degli albumi, come in questo caso, preparo sempre dei biscotti che adoro. Sono delle foglie da tè, trovate la videoricetta qui su YouTube al nome di foglie d'autunno. Provateli perché sono spettacolari. Ma veniamo a noi. Miscelo tuorli, zucchero, amalgamo il tutto. Aggiungo quindi il cacao e l'amido di mais. Miscelo il tutto in maniera quanto più uniforme possibile. Ovviamente il composto resta grumoso perché ci sono tanti solidi rispetto ai liquidi che praticamente sono dati solo dal tuorlo e dallo zucchero che man mano si sta sciogliendo. Il latte è pronto, adesso verso poco per volta il latte all'interno del composto. Non versate il latte tutto in una volta, altrimenti si rischiano di stracuocere le uova. Una volta stemperato il composto, aggiungiamo il latte rimanente, mescoliamo il tutto e trasferiamo nuovamente sul fuoco la crema per addensarla. Fiamma dolce e mescoliamo continuamente. Aggiungiamo anche il cioccolato. Questa crema al cioccolato è neutra, quindi non c'è la presenza di aromi diversi dal cioccolato, neanche quella alcolica del rum, che se preferite comunque potete aggiungere a fine cottura. Si sta iniziando ad addensare, è il profumo che ve lo dico a fare. Ho fatto anche una rima. Master consiglio per ottenere una crema lucida e senza grumi: raffreddatela il più velocemente possibile, anche trasferendola in una boule che metterete a sua volta all'interno di un'altra boule con acqua e ghiaccio.
Non dimagrirò mai. Non ci resta che aspettare che la crema si raffreddi completamente e l'impasto lieviti per formare i nostri iris. Ci vediamo qui, stessa posto, stessa ora, quale stessa ora, ci vediamo dopo. Rieccoci qui, il nostro impasto ha lievitato. Ci sono volute circa 3 ore per raddoppiare il suo volume in base alla quantità di lievito che vi ho suggerito. Adesso divido l'impasto in panetti tutti uguali e creiamo la forma alle nostre iris. Io ho scelto di fare le mie palline di impasto di 70 grammi e sono qua. Adesso le dispongo sulla leccarda del forno. Prima però le compatto facendo questo movimento sul piano. In realtà gli iris che si trovano al bar sono davvero giganti, esagerati proprio. Io preferisco farli un po' più piccini, tanto per avere meno sensi di colpa quando ce li mangiamo. Sì, poi alla fine anziché mangiarne uno da 100 grammi ne mangiamo 2 da 70. A questo punto, visto che abbiamo stressato e non di poco l'impasto, lo andiamo a fare riposare e rilievitare. Ci servirà almeno un'altra ora. Io adesso metto l'impasto all'interno del forno, lo copro con un canovaccio, è sempre meglio per evitare che si asciughi. Lo metto nel forno. Io ho la funzione lievitazione, voi se riuscite insomma in un ambiente caldo. Ci vediamo dopo il riposo. Riecco il nostro impasto che ha lievitato e adesso va in forno, che ho già preriscaldato a 180 gradi. Ed ecco il risultato che abbiamo ottenuto dopo la cottura. Sono stati in forno a 180 gradi in modalità statica per circa 17 minuti. Adesso che sono freddi, li ho fatti raffreddare, li vado a svuotare. Così prendo un coltellino e creo un'apertura sul fondo. A questo punto vi consiglio di farlo con le mani, delicatamente svuotate la brioche. Nel frattempo, questo lo conserviamo perché poi dobbiamo andare a richiudere il nostro iris. Dovete lasciare tutto attorno alla brioche uno strato di circa 1 centimetro di impasto che poi con la crema si schiacciano, le svuotiamo completamente. A questo punto siamo pronti per farcire i nostri iris. Io ho versato la crema all'interno di un sac à poche e vado a riempire l'iris cercando di non lasciare aria all'interno. A questo punto richiudo con il tappo che avevamo tolto prima. Ovviamente deve dire la sua. Siamo pronti per panare e friggere gli iris. Prepariamoci 2 ciotole, una con del pangrattato e un'altra dove andiamo a preparare una pastella fatta con acqua e farina. Esattamente il doppio del peso dell'acqua sulla farina. Quindi io ho utilizzato 100 g di farina e 200 ml di acqua. Ottenuta questa pastella fluida, prendiamo gli iris, li passiamo prima nella pastella di acqua e farina e poi nel pangrattato. Sigilliamo bene soprattutto la parte del foro. Facciamo così con tutti gli iris. Scaldiamo l'olio, lo portiamo a circa 170-180 gradi e friggiamo i nostri iris. L'olio di semi di girasole è caldo, ha raggiunto una temperatura di circa 170-180 gradi. Friggiamo i nostri iris uno alla volta, immergiamoli a poco. Ed eccoci qui, è stato un po' faticoso perché il lavoro è un po' lungo, ci sono tanti passaggi, tanti riposi, ma direi che ne è valsa la pena. Ecco la mia piramide di iris, ne mangio un pezzo insieme a voi. Ragazzi, che meraviglia! Va bene, ok, lo assaggio. Essermi rifatto il trucco tipo 3 volte, aver sistemato la cucina tipo 3 volte dopo pranzo, dopo merenda e quant'altro, ne è decisamente valsa la pena. Provateli.